vorrei spendere due parole. In questo torneo la prima scacchiera della squadra di Marostica era un nome che forse i più giovani non diranno nulla, ma questo nome è Robert Hübner. Robert Hübner è stato per molti anni, e precisamente dopo il ritiro di Bobby Fischer, per molti anni è stato il più forte giocatore dell'Occidente. Quindi questo signore che molto modestamente si sedeva al posto suo e dava un esempio di corretto comportamento scacchistico in ogni suo atteggiamento, è una gloria dello scacchismo di tutti i tempi. Temevo, mi sarebbe proprio dispiaciuto molto che non ci fosse, perché proprio per onorare questo giocatore, esempio per tutti, il Circolo di Senigallia, ecco. Non ho resistito di farmi qualche cosa in ricordo alla sua. Quindi è con vero piacere che le regalo questa data, la Rocca, questa qui che si vede dalla finestra. Qui dietro c'è e qui c'è in più le regalo questo libro dove c'è anche lei. Che abbiamo stampato noi come circolo scacchista e qui ci abbiamo Roberto. La prima volta che io ho visto questo signore qui è stato molti anni fa ad Abano Terme, dove si giocava un quarto di finale di campionato del mondo. Il suo avversario di quel signore lì era un altro giocatore che forse molti conoscono, Lajos Portis, e questo signore lo ha battuto. Quindi battere Portis in un match non era cosa di tutti i giorni. Ancora un applauso per questo. Insieme con il presidente Pagnoncelli passiamo alla serie Master, quindi se recupero le mie carte.